Dopodiché niente, basta, qua è sempre la solita storia, sono in quarantena coronavirus, sono diciamo con la casa in mezzo alla strada, però vado a trovare spesso Alessia, che appunto è il motivo per cui mi sono messo in mezzo a una strada. E niente, il camper qua è stanziale, boh, cos'è, 1 mese e mezzo, 2 mesi, è un bel pezzettino. Non è questo che volevo dire. Il solito discorso, ci giro attorno alle cose in una maniera pazzesca, ma anche senza senso, cioè un po', in fondo forse un deficit dell'attenzione anche questo, che non riesco a mantenere focalizzata la situazione che vorrei descrivere, no? E vengo distratto da altri pensieri che mi arrivano, perché la cosa che ci tenevo, diciamo, a dire, a raccontare, è un libretto che volevo in qualche modo consigliarti. Ho iniziato a leggerlo ieri sera, volevo scrivere anche un post sul gruppo che poi ho cancellato perché insomma mi spussava un po' di arroganza, tipo, no? Perché il succo del messaggio che volevo scrivere era che all'interno di questo libro, il discorso sul metodo di Cartesio, ho trovato un'infinità di miei pensieri che sono racchiusi tipo anche negli ultimi 20 video circa che sono stati fatti, beh, compresi anche quelli che devono ancora uscire, però quando vedrai questo video ovviamente saranno già usciti, no? Appunto, poteva puzzare di arroganza perché, cioè, uno che dice una roba del genere, cioè vai a leggerti sto libro, ci troverai le puntate delle puntine del mondo, cioè sembra un po' un imporsi al mondo come una reincarnazione di Cartesio sostanzialmente. Invece no, il messaggio che volevo dare, seppur poi ci abbia rinunciato, era: ma guarda te che strano, no? Che io creo dei pensieri, no? Dei sillogismi mai sentiti, quindi mai appresi prima d'ora, prima del momento in cui li ho creati, e dopo, successivamente, vengo a leggere che qualcun altro ha avuto gli stessi identici pensieri che fino a prima mai avevo sentito in nessun modo, in nessun luogo. E lì ti viene un po' da pensare, dici, ma allora anche questi nostri pensieri, questi nostri sillogismi, ossia questi nostri concatenarsi di pensieri, queste nostre formule, come le chiamo io, possono essere racchiuse tipo nel DNA? Perché è strano, è un po' come la leggenda della desiderata, no? Che era una sorta di vademecum della buona vita da condurre, no? In poche parole, questa leggenda narrava di questa sorta di poesia, testo, istruzione per avere una buona vita, era nata più volte a distanza di migliaia di chilometri, migliaia di anni, dalla bocca, dalla mente di personaggi che non si erano mai visti e né conosciuti in alcun modo tra loro, quindi non avevano letto i testi che si erano tramandati e via discorrendo, no? E questa riflessione specchiata con questa storiella della desiderata in effetti è diventata poi, soprattutto in questi ultimi anni, leggenda, no? Pensa che addirittura Osho, adesso non mi ricordo il titolo del libro che avevo letto, comunque aveva fatto un libro solo per spiegare, o meglio interpretare a modo suo i messaggi contenuti in questa leggendaria, diciamo, tavoletta del bon ton della morale. Ed io non posso non pensare al discorso che ti ho appena fatto, da dove nasce questa formula di pensiero, no? Come mai io credo di aver creato una cosa nuova ed unica come tipo di riflessione e poi scopro che altre persone che anche loro non l'hanno imparata da nessun'altra parte la ricreano uguale, anche perché insomma parliamo di certe riflessioni che possono, magari possono non essere neanche tanto complesse, ma assolutamente non sono banali, quindi non c'è alcun motivo per il quale una persona normale nella sua vita normale arrivi a creare e a farsi questi pensieri, questi ragionamenti. Ma addirittura, riprendendo questo discorso sul metodo di Cartesio, ho ritrovato anche un mio recentissimo messaggio che sto caldeggiando parecchio in questi giorni con il discorso del coronavirus. Questo mio discorso, che poi ho ritrovato ovviamente con altre tematiche, ma la formula di pensiero era la stessa, no? Sul libro di Cartesio, era: ma io di questo coronavirus, che è l'esempio, no? Tu segui il filo logico, non ne so niente, ok? Giustamente, ma come non ne so niente io, non ne sanno niente neanche gli
gli scienziati. O meglio, non è forse più possibile che io possa trovare una soluzione più plausibile, in quanto io ho la mente vuota, quindi creatrice. Lo scienziato, soprattutto gli scienziati moderni, perché passami la frase, ma veramente il termine cambia sostanzialmente, sono ricchi, sono saturi di informazioni acquisiti da altrui, da altre persone. Mi piace sempre citare la storiella di Galileo, voglio dire, al suo tempo tutti credevano che la Terra era piatta, quindi gli scienziati dell'epoca, ossia coloro che ufficialmente erano le persone intelligenti oltre che sapienti, sostenevano che la Terra era piatta perché così avevano imparato. Ma allora, come dico io, e poi come ha detto anche il caro Cartesio, ma dove sta l'intelligenza allora? Hai capito? Per quello Singano insiste sempre a dire che la cultura è pericolosa, è necessaria, come ritorniamo, anche lui spiegava, è importante tastare, no? Come dicevo nei video vecchi, tastare il mondo, ma non far proprio tutto ciò che il mondo ci racconta. Noi dobbiamo semplicemente tastare a piccoli passi e capire da soli dove c'è il gradino, cos'è questo e cos'è quello. Questa è quella che gli antichi chiamavano la mente incondizionata, perlomeno riferendosi a un primo livello di incondizionamento, ossia a livello sociale. È e resta la libertà più grande, ossia trovarsi in questa vita, chiamala anche in questo tempo che ci è stato donato per sperimentare, perché vedi, questa frase l'ho letta anche in molti testi religiosi, no? Il tempo che ci è dato per sperimentare. Allora, tempo che ci è dato è una cosa anche molto semplice, cioè ci è stato dato del tempo, ok? Poi lasciamo perdere la relatività del tempo, l'interpretazione umana del tempo, la pienezza e tutto quanto, ma generalizziamo, ci è stato dato del tempo. Seconda parte, per sperimentare. Cosa significa? Per vivere, per provare da soli a capire e a creare. Pensa che da millenni la maggioranza della popolazione continua a assimilare morali, culture e informazioni dalla propria società. Qual è il risultato? Ma lo abbiamo visto, mi sembra che è da migliaia di anni che ci siano le guerre, mi sembra che è da migliaia di anni che ci sono tutte queste delinquenze, gli omicidi, che per carità ovviamente ci saranno sempre comunque, ma io parlo di un numero di percentuale, ok? Quindi c'è un alto tasso di omicidi, un alto tasso di truffe, un alto tasso di delinquenze di tutti i tipi. Quindi ad andare avanti come si è sempre fatto, perché questa è una bestemmia che io sento veramente spesso, si è sempre fatto così, è una delle peggiori bestemmie che possano uscire dalla bocca dell'essere umano. Non il menzionare il nome del Dio invano, no, quella è una cosa che ti ha impappinato in testa la Chiesa, ok? Non vuol dire niente, è una parola. Cos'è la parola? Non è nient'altro che una soggettiva interpretazione. Per Tizio può essere un grave danno psicologico, per Caio può essere un semplice intercalare, ma il dire si è sempre fatto così non è assolutamente una parola, perché dire il si è sempre fatto così comporta all'azione, ossia al continuare a comportarsi così, ossia a protrarre tutto questo schifo che ancora continua a esistere nel mondo. E allora tu mi dirai, qual è il modo corretto per vivere, per pensare? No, come bacchettava nelle mani Krishnamurti, no, non ci deve essere assolutamente nessun docente, nessun guru, nessun punto di riferimento, per quanto corretto possa essere. È la morte dell'essere umano, è la tua morte. Tu devi sempre ascoltare tutti. Ritorno sul discorso che ho fatto prima, ma devi sempre ragionare, pensare, immaginare con la mente libera dai condizionamenti. Tu devi sì ascoltare per capire i punti di vista degli altri, ma ciò non significa che tu non devi avere un punto di vista, anche perché quando tu crei un tuo punto di vista, sperimenti, ok? Tipo, ti faccio l'esempio del fumare. Purtroppo, vabbè, l'esperimento nasce male perché
passami purtroppo, perché purtroppo tutti sanno che fumare fa male, ok? E quindi dice che cacchio di ragionamento fai, però vabbè, teniamolo per il political correct questo esempio sul fumo e non su altre cose. Anzi no, dai, torniamo indietro negli anni 50, così semplifichiamo un attimo la storiella e rendiamo un po' più veritiero l'esperimento. Negli anni 50 sai che c'erano certe campagne mediatiche, certe campagne pubblicitarie che spronavano bene il fumo, addirittura c'è chi aveva fatto la cacchina fuori dal vaso, tipo la Camel, e tramite dei messaggi subliminari faceva intendere, attenzione, pesa sempre le mie parole perché io ci metto molta energia per usare le parole corrette, quindi mi raccomando, pesa sempre ogni mia parola e ogni mio condizionale. Quindi questa Camel faceva intendere che sempre più dottori, sempre più medici, ok? Quindi non dottori in agronomia, ma proprio medici, consigliavano le Camel. In realtà il messaggio testualmente non era proprio così, però da pubblicitario ti dico che era studiato molto bene e c'era effettivamente l'immagine del medico con tanto di stetoscopio in testa e tutto quanto, col pacchetto di Camel e tutto quanto, ok? Quindi a livello inconscio magari possiamo immaginare che per una bella fetta di popolazione negli anni 50 fumare le sigarette oppure fumare le Camel era una cosa genuina, salutare, o comunque non era una cosa che danneggiava la salute, no? Però arriva il Singano degli anni 50, il testa di Casso che non capisce niente, che vuole fare di testa sua, nonostante si sia sempre fatto così, ma è proprio stupido. Però sto Singano da stupido dice no, non ascolto questi dottori che consigliano le Camel, io fumo, sto fumando, provo a vedere se cambia qualcosa se smetto di fumare, ok? Quindi faccio un esperimento su me stesso, un po' come faceva il Gandhi, no? Faceva gli esperimenti con l'alimentazione, con tante altre cose, no? Provo, smetto di fumare e ciò è noto che dopo 8 giorni mi arriva l'olfatto, dopo altri 8 giorni respiro meglio, dopo altri 8 giorni impitono di più. Allora dico, ma scusa un attimo, ma si hanno detto che sempre più dottori consigliano le Camel, cioè non ci sto capendo niente, no? E arrivano dei microshock cerebrali, no? E dai una pacca di qua una volta, dai una pacca di là un'altra volta, il tuo cervello inizia un attimo, no a isolarsi, ma a prendere forma, a imparare a camminare da solo, quindi non più al guinzaglio, no? Che ti strattonano di qua, ti strattonano di là, ma impari a avere il tuo senso dell'orientamento e impari a camminare, impari, ossia, come dicevamo prima, a creare, a pensare, a essere un essere umano. Non chiedermi perché ho tirato fuori questo discorso partendo dal libro di Cartesio, però vedi, sono concetti che a me spesso vengono anche in mente, no? E vi dico sempre tra me e me, mi piacerebbe tanto raccontarli nei video, delle puntine, eccetera, eccetera. E poi devo trovare anche il giusto contesto per infilarceli, no? E quindi mi lascio andare a ruota e lascio crearsi questi sillogismi, ossia questi concatenamenti di pensiero, perché un po' sulla falsariga sia del Cartesio sia di Epicuro, ogni pensiero ha la sua struttura piramidale, così come ogni scoperta, ogni informazione, quindi dobbiamo sempre vedere l'insieme a 360 gradi di tutte le nostre scoperte. Quindi anch'io quando ti parlo tipo ti consiglio il libro di Cartesio perché ti spiego a 360 gradi tutte le informazioni che hanno fatto nascere questa mia predilezione per il testo di Cartesio piuttosto che per quello della Chiara Ferragni. Spero non abbia scritto libri la Chiara Ferragni. Eccolo.